Va ora in onda la rassegna stampa. Miau, 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 sono le 7:30, miau, 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 mara miau, mau, miu, mau, mau, mu, mau, miu, miau, miau, miau. Che qui si miagola alle 7:30 per cominciare una rassegna stampa qui. Questa è una cosa che non esiste da nessuna parte, capito? Che alle 7:30 ci siano questi miagolidi rossini. Solo noi, è vero, solo noi facciamo queste cose perché lo possiamo fare, perché lo vogliamo fare, perché siamo diversi, perché siamo contro tutto, cerchiamo di dire cose che gli altri non dicono, anche perché a volte se ne vergognano, e quindi vi strappiamo anche un sorriso, vi strappiamo una meditazione diversa dagli altri. Andate in ufficio, andate a fare la spesa, andate nel senso buono a fare quello che vi pare e avete in mente qualcosa di diverso rispetto ai soliti che ascoltano le solite radio banali. Eccola qui, questa è Radio Libertà, questo è Sammy Varin, questo è il nostro orologio, dai, guardalo qua, chi ci guarda in radiovisione su Facebook, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ciao a tutti i leghisti celoduristi da Sammy Varin, questo è il vostro orologio. Lo avete firmato voi sul Sacro Pratone di Pontida nell'ultimo evento del 21 di settembre, poche settimane fa. Ragazzi, l'orologio è pronto, le firme ci sono ed è stato anche confezionato, cioè non ci crederete, questo naturalmente non sono io che faccio ste cose, in questo caso è il nostro Grimoldi Marco, quello che è responsabile dei gadget di Radio Libertà, e da quando gli abbiamo dato questa responsabilità ha cominciato a fare cose strane, a inventarsi gadget più strampalati. L'ultima, la fotografia di Sammy Varin con i capelli verdi che avete acquistato a peso d'oro, per fortuna era leggera, sul Sacro Pratone di Pontida, cioè una roba che io veramente mi vergognavo, non l'ho detto neanche a mia moglie Marta perché altrimenti non mi avrebbe cambiato le chiavi di casa, ne sono certo, assolutamente. Beh, grazie al Marco Grimoldi, guarda che bello orologio confezionanato con centinaia di firme di voi ascoltatori, ma anche di senatori, di deputati, c'è anche la firma del generale Vannacci in questo orologio, la scovate intorno alle 5 del pomeriggio, vicino al 5 c'è Roberto Vannacci, guarda qua, aspetta che te l'inquadro, la vedi? Roberto Vannacci. È chiaro, questo orologio confezionato con martelletto e chiodo per poterlo impiantare nella vostra cucina o nella vostra camera da letto, per quelli proprio che vogliono nel posto giusto, minimo. Beh, questo orologio lo trovate qui negli studi di Radio Libertà a Milano, via Bellerio 41. Chi ci viene a trovare, chi ci darà un congruo compenso e quindi un sostegno finanziario importante, che non siano proprio quei 5 euro che vi chiedo di solito, potrà portarsi a casa questo orologio. Abbiate fede, chiaro che poi chi non se lo può permettere, va bene anche le 5 euro e avete sicuramente uno squisito portachiavi bruciacchiato di Radio Libertà, magari con l'effigie di Sammy Varin, forse ce n'è ancora qualcuno. Questo per dirvi che la radio che state ascoltando vive attraverso il vostro contributo volontario, per cui chi ci può aiutare, chi pensa che meritiamo qualcosa e non soltanto pesci in faccia dal resto della politica perché ci odiano in tanti, beh, passateci a trovare, vi offro un caffè padano e dateci il vostro sostegno, foss'altro che un bel salamino di mezzo metro, un metro, che i nostri registi Simone 1, Simone 2, buongiorno, sarebbero felicissimi di addentare anche a quest'ora del mattino, perché loro sono sempre aperti 24 ore su 24, qualunque cosa gli dai loro la mangiano, sono come dei roditori praticamente. Adesso hanno addocchiato i panettoni, perché noi abbiamo già i panettoni, chiaramente non gliel'abbiamo detto, ma sono quelli di 5 anni fa, però adesso vogliono addentare i panettoni, ma
è un po' presto, siamo ancora in ottobre. Cos'altro devo ricordare? Ah, il conto corrente postale, sì, perché ogni tanto ci scrivete, vi ringrazio, per sapere il numero del conto corrente postale per aiutare la nostra radio. Se avete una penna, lo so che è presto, uno dice, ma dai, ma alle 7:35 ti metti a dare il conto corrente postale? Vabbè, ve lo do adesso, almeno non ci penso più. Conto corrente postale 3767 1294, lo ripeto, 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano. La prima volta che andate in posta prendete uno di quei moduli bianchi, ci fate un piccolo versamento di, ma t'ho detto, anche fossero 5 euro, 10, facciamo 20, 30, e io sono contento e non vi rompo più le scatole, almeno per qualche mese. Buongiorno da Sammy Varin, il Corriere della Sera, Israele-Gaza, l'ora del cessate il fuoco. Repubblica, pace a Gaza, ora stop alle armi. La Stampa, Gaza, il mondo crede alla pace. Il Resto del Carlino, due popoli, una speranza. Il Fatto Quotidiano, la Pax Trumpiana. Il Messaggero, Gaza, fine di un incubo. La Verità, spiazzati. E naturalmente la foto è di quelli che hanno fatto tante piazze in queste settimane, ma anche, sai, i fighettini alla Iacchetti, eccetera, spiazzati. Poi ci torniamo. Il Giornale, la destra ferma la guerra. Potentissimo titolo che chiaramente fa discutere. Libero, la sinistra sotto un Trump. Ok? Che viene raccontato ancora meglio sul Tempo, che titola oggi Attaccatevi al Trump. Divertente, dai, oh, ci sono i sinistrorsi che non ridono mai, mai una volta, perché voi ridete in altro modo. Ok, adesso arrivo anche a voi. Il Sole 24 Ore giustamente apre con qualcos'altro, bonus casa prorogati al 2026. Il Domani, la pace possibile, il mondo festeggia l'accordo su Gaza. Il Riformista, forse è iniziata la pace. Il Manifesto, fosse vero, vedi che iniziano già un po' a portare sfiga, però è vero, noi lo speriamo che ci sia davvero questa pace, che non sia solo una tregua di pochi giorni. Fosse vero, titola quest'oggi il quotidiano Il Manifesto. E adesso il giornalone, è arrivata la pubblicità del giornalone, portate pazienza. Il sito Il Giornalone è interessantissimo perché appunto vi mette tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali e anche internazionali. Se volete anche quelli sportivi, se vi interessa questa cosa strana che si chiama sport, c'è veramente di tutto. Il problema è che poi c'è anche la pubblicità che ti distrugge completamente. E allora, intanto che mi sorbisco tutta la pubblicità, vado immediatamente a sbirciare qualcosa. Ad esempio, mancava alla lista Avvenire. Anche Avvenire ha un titolo bello che ti dà speranza, che ti dà un po' di gioia. In effetti titola La gioia della pace. Firmata l'intesa tra Israele e Hamas con la mediazione americana per la fine del conflitto armato. Questo è il principale titolo del quotidiano Avvenire. Vediamo se ci ridanno la linea sul giornalone. Sono gentili, molto molto gentili, certamente, ma non ce lo vogliono far vedere. Volete i soldi? Ditemi quanti soldi volete, io vi pago per far vedere ai miei ascoltatori le prime pagine. Sono disposto anche a darvi delle cifre sfacciate. Niente, il giornalone è incorruttibile. Bastardo dentro, sono quelle cose che uno giustamente, no? Non mi arrendo. Mi arrendo e quindi vado sul quotidiano. No, oggi vogliamo iniziare con qualcosa di diverso, perché poi andare sempre sui giornaloni, quelli veramente famosi, rompe un pochetto. Allora, io dico di andare su quello che ha il titolo, secondo me, che fa più pensare, che magari fa anche litigare. Tu dici, ma è appena arrivata la pace, già vuoi litigare? Eh sì, perché
Se a destra, nel centrodestra, siamo tutti contenti che ci sia questa pace e sinceramente qualcuno è anche preoccupato, non nel centrodestra ma dall'altra parte, per il Nobel per la pace, e qualcuno dice oh, ma non è che lo daranno davvero a Trump il Nobel per la pace? Purtroppo no, è stato già deciso, ma quelli dei giornaloni di sinistra non lo sanno. È vero, nella sinistra sono rimasti tutti, guarda il titolo, spiazzati. Guarda che titolo oggi sul quotidiano La Verità è da comprare. Io sono un piazzista, spiazzati, piazzista, devo mettere un po' di pepe per farvi comprare ancora un po' di... Sentite il rumore? Il rumore della carta, il profumo della carta. Quanto tempo è che non acquistate un quotidiano? E fatelo quest'oggi, dai, ve lo portate in ufficio e durante la pausa girate le pagine. Quanti anni è che non girate le pagine di un quotidiano? Dite la verità. Appunto, La Verità. Spiazzati! Storica tregua a Gaza grazie a Trump. Cortei, flottiglie, sassi sulla polizia non hanno fermato i massacri. Invece c'è riuscito l'odiato Yankee, Trump. I palestinesi esultano. Chi ha cinicamente speculato sulla loro tragedia semina dubbi per continuare il circo Barnum. Ed eccoli qua, quelli del circo Barnum. I manifestanti italiani si dimostreranno più irriducibili dei terroristi? O l'albanese perdonerà ad Hamas il rilascio degli ostaggi? Intanto il presidente americano vola a Tel Aviv e assapora il trionfo. Mi merito il Nobel, si è autodetto. Con lui vincono Turchia e paesi arabi sunniti, perdono Iran e Cina, che però hanno fatto tutti i complimenti, e dobbiamo dirlo, dall'Iran alla Cina, allo stesso Hamas, ha fatto i complimenti. Mezza crisi di governo in Israele, ma l'opposizione pronta a sostenere Netanyahu, sì, perché sono i soliti fascistoni, no? Destra che non hanno votato per la pace. Crosetto, l'Italia potrebbe mandare un contingente, questa è la novità stupenda. Tu dici, oh, che non se ne sono mai andati, sono ancora lì, che sono nascosti nei bunker, eccetera, però sono lì, sono serviti, ragazzi. Siamo in prima pagina sul quotidiano La Verità e quello che mi sento di segnalarvi è la doccia gelata dall'Unione Europea. Che cos'è successo? No, doccia proprio, è doccia. Scaldabagno molto più caro per colpa del green. Sì, Carlo Cambi, che salutiamo e ringraziamo perché spesso e volentieri ci tiene compagnia su queste frequenze. L'ultimo regalo dell'euroecologismo? Una stangata sugli scaldabagno, tanto che il commissario all'ambiente avverte: prima di farvi la doccia calda, pensateci. Oh signor, adesso dobbiamo fare come quell'altro verde famoso, che salutiamo ovunque egli sia, era Pratesi, non era mica Pratesi mi pare, che si lavava ogni tanto, come Cruciani fa del resto, anche lui è un verde incallito, e non tirava neanche l'acqua del gabinetto per risparmiare. Una gelata sicuramente toccata a Bruxelles, i cui bilanci sono stati bocciati dalla Corte dei Conti UE, critica soprattutto sulla gestione dei fondi post-Covid, sui prestiti a Kiev, sul riarmo e pure sul Green Deal. Sì, ma nonostante tutto andiamo avanti sempre con la von der Leyen, ragazzi, niente, mozione per farla cadere, Nisba non è passata. Questa la prima pagina importante, secondo me, del quotidiano La Verità, che forse è quella più potente. Il titolo Spiazzati fa polemica soltanto a dirlo. Se avete qualche vicino di casa, e ne avrete sicuramente, comunista, avete certamente la possibilità di farla arrabbiare, anche di attizzare un attimino. Si può un attimo scherzare, parliamone, no? Bisogna sempre essere tutti seri, ma ci mancherebbe altro. Oh, non vi ho ricordato che potete scrivermi, 34067 09 659, questo è il nostro numero di WhatsApp, e se mi scrivete per dire in questo momento Sammy Varin, cioè io ve lo leggo il messaggio, tra 10 minuti c'è la pausa, io vi leggo il messaggio. 34067 09
659 per commentare le notizie del giorno. Io ho letto il quotidiano La Verità e adesso, se permettete, vado anche sul quotidiano La Stampa. Gaza, il mondo crede alla pace, ma naturalmente e ci sono tante meditazioni, forse anche troppe, sul quotidiano La Stampa. Francesca Apaci, Gerusalemme liberata, aspetta i suoi ostaggi. E dall'altra parte Francesca Mannocchi, si parla di Palestina, quelle ferite destinate a non rimarginarsi, e la foto è di tanti bambini della Palestina. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, perché vi dicevo tante idee condivisibili o meno. Il commento di Stefano Stefanini di spalla: ma la transizione è piena di rischi, e questi rischi, vedremo poi all'interno, si chiamano attentati, si chiama terrorismo. L'analisi: se anche Hamas ringrazia il tycoon, con Alessandra Melcangi. L'intervista con Morris: sì, Donald merita il Nobel. Attenzione, perché oggi viene assegnato il Nobel per la pace. Purtroppo era già tutto previsto e c'è stato già selezionato una settimana fa, e quindi tu dici che lo cambiano all'ultimo momento. La Chiesa, che cosa dice la Chiesa sulla pace? Parla Zuppi, naturalmente, sulla Stampa, chi altro? Agire subito o il varco si chiude. Ma tra le altre idee sul quotidiano La Stampa, le idee, appunto, le piazze smarrite in cerca di risposte, e siamo anche un po' tutti curiosi di sapere che cosa faranno queste piazze, perché sono attese ancora manifestazioni, pare che non vogliano più smettere di manifestare. La politica, dice Marco Follini, destra e sinistra, basta usare i cortei. Non ho capito cosa c'entri la destra su questo fronte, non abbiamo fatto una manifestazione per la pace, noi siamo guerrafondai, lo sanno tutti. Il dibattito: è piccola la storia vista dall'Italia, altra meditazione. Ma ad attirare l'attenzione di Sammy Varin è il buongiorno dell'amato Mattia Feltri. Lo so che vi piace moltissimo, noi preferiamo naturalmente il Feltri più grandicello, ma Mattia, ma per favore. La terrena volontà, attenzione, di cosa mai parlerà? Parla della proposta di legge avanzata da Fratelli d'Italia in contrasto all'estremismo islamico, che, lo ricordiamo, non è altro che la proposta di legge della Lega, anzi le proposte di legge della Lega. Siccome loro sono più bravi, più belli, e no dai, sto scherzando, semplicemente si sono ispirati alla nostra proposta di legge e noi simpaticamente li abbiamo ringraziati dicendo: bene, facciamo squadra. Cos'è sta cosa? In contrasto all'estremismo islamico, perché non contiene granché di nuovo, lo riconosce anche Mattia Feltri. Oltre a toni inutilmente bellicosi, si ribadiscono precetti già codificati e si inaspriscono pene già esistenti, ronf, mentre di inedito c'è il reato commesso da chi obblighi una donna a sottoporsi a un controllo medico di verginità. La nascente legge perlomeno ha il merito di confermare, sebbene in maniera un po' esagitata e confusa, che in Italia l'unica legge a cui si deve rispetto è quella degli uomini, non quella di Dio o Allah o comunque lo si chiami. Il nostro è un paese laico in cui esiste libertà di culto, ma nessuna regola di fede può prevalere sulla regola costituzionale. Guarda che sembra scemo, questo, ma no, Feltri, dai, questa cosa, ma è molto giusta questa cosa. Quindi non c'è nessun Dio o Allah, c'è come, però le sue leggi non sono superiori alle nostre. Che qualcuno potrebbe avere qualcosa da dire anche su questo. Il nostro è un paese laico in cui esiste libertà di culto, ma nessuna regola di fede può prevalere sulla regola costituzionale, perché loro, l'Islam, si sono fatti la religione che è anche politica. Non so se lo sapevate. È necessario ripeterlo, poiché molti degli immigrati in Europa provengono da paesi in cui l'autorità statale e quella religiosa coincidono,
e non ne concepiscono una diversa e superiore a quella divina. Cioè, per loro, amici islamisti, la Sharia è più importante della Costituzione. Mi fa piacere che Mattia Feltri ogni tanto la pensi da leghista, veramente. Una ragazza in Italia, bisogna dirlo e ridirlo ogni giorno, perché è l'unico modo per porre le basi della convivenza, sceglie chi amare e come vestirsi, senza farselo dire dai genitori incaricati da una volontà celeste. Mattia Feltri, gliela facciamo avere la tessera della Lega, mica di Fratelli d'Italia, della Lega. In Italia ogni persona è libera di affermare la propria identità e il divieto di velo integrale riaffermato dalla proposta di legge non obbedisce soltanto a motivi di sicurezza pubblica e di rispetto della dignità femminile, ma soprattutto a un fondamento irrinunciabile delle democrazie liberali, poiché ognuno di noi è libero. Ognuno di noi è responsabile della propria libertà e quindi della propria identità. Se no, se ne vada su Facebook a firmarsi Napal51, con un saluto a Crozza, naturalmente, che è tornato dalle vacanze. Questa sera lo guarderemo tutti quanti. Mattia Feltri con questo articolo viene naturalmente licenziato dal quotidiano La Stampa. Mattia, vieni qui a Radio Libertà, vieni. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Non lo so se vi è piaciuto, però non so, adesso vedi, sono un po' indeciso perché La Stampa è piena di argomentini, di spunti, non di sputi, di spunti interessanti, però no, resisto, vi ci porto dopo. Si parla anche di assalto al Pirellone sul quotidiano La Stampa. Wow. Andiamo sul Libero. Sinistra sotto un Trump. Ok? Pace a Gaza, compagni nel panico. Perfino l'Iran plaude l'accordo Hamas-Israele. Solo da noi c'è chi contesta. Beh, anche in Europa, insomma, avete visto che roba? Tutti che applaudivano, la sinistra no. PD e 5 Stelle provano a dare il merito a Flotilla e Propal. Sì, io ieri sera scherzavo chiaramente con mia moglie, la nostra è una famiglia matriarcale e quindi ho provato a dire questa cosa. C'è stato un silenzio a tavola. Mamma mia. E gli studenti continuano le loro proteste. Salutiamo gli studenti che anche oggi non andranno a scuola. D'altronde oggi è venerdì e ci sembrava strano che non ci fosse nessuno sciopero, signori. Le immagini della festa nella Striscia. Gli sfollati scandiscono il nome del presidente USA, ok? Ed eccolo qua, Trump che fa il gesto dell'ombrello. Tiè! E vabbè, anche qua cerchiamo di ridere. Quando la verità scoppia in faccia al circoletto rosso, scrive Mario Secchi nel suo editoriale. La grande delusione, Daniele Capezzone questa sera fa lo show a Milano. E ora chi lo dice a Landini & Company che è finita? Le vecchie tregue, 6 palestinesi sono senza Stato e solo colpa loro, scrive Marco Patricielli. E ancora, siamo in prima pagina sul Libero, le accuse farlocche a Secchi, esplode il caso Floridia, deve lasciare il posto. Ma interessante, oggi a pagina 19 di Libero, l'intervista a Tomasi, toscani stufi della solita pappa rossa. Beh, la pappa col pomodoro è buona, però ogni tanto cambiare menù. E se ultimamente non è poi così buona, magari si ordina qualcos'altro. E allora non resisto, non ce la faccio e entro subito sul quotidiano Libero. Vi propongo le piazze a confronto, pagina 3. A Gaza partono gli inni per Trump. Inni per Trump a Gaza, ragazzi. Israele è in festa per gli ostaggi. Le famiglie pronte ad accogliere i loro cari sequestrati nei tunnel da 2 anni. Nella Striscia la gioia per la fine della guerra viaggia in parallelo con il grido islamico morte agli ebrei. Così il quotidiano, pagina 3 di Libero.
Complimenti anche dai talebani, anche l'Afghanistan prende posizione. Seppur in tono minore, anche in Afghanistan si celebra l'accordo per il cessate fuoco a Gaza. A Herat i talebani hanno manifestato per le strade con un mega striscione che riportava scritte in arabo per esprimere la loro approvazione. Del resto, le altre forme di comunicazione non sono più consentite nell'Emirato Islamico. La musica è proibita, così come la televisione e la radio dalla legge coranica. E nonostante le recenti proteste popolari, i social network sono stati censurati. Per le piattaforme Instagram, Facebook e Snapchat si registrano limitazioni su vari provider, denuncia NetBlocks, che tuttavia ha rivelato che l'unica opzione di accedere alla connessione è tramite una VPN, connessione privata. Complimenti anche dai talebani. Cos'altro volete di più? Tu dici, beh, dai talebani facciamo anche a meno. Intanto la sinistra in Italia non si piega al cessate il fuoco. Niente da festeggiare. Pagina 6 di Libero. Le opposizioni restano spiazzate dall'intesa siglata in Medio Oriente. Schlein sminuisce il ruolo della Casa Bianca. Conte attacca la Meloni, mi ha fatto vergognare. AVS esalta chi è sceso in piazza a protestare. E le foto sono della Schlein, di Conte, ma anche di Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, che insomma, piace o non piace, sembra più che non stia piacendo neanche alla sinistra che le ha pompata. Pompa, pagina 7, l'esplosione di fegati. Mamma mia! Pure l'Iran plaude all'accordo, l'intellighenzia invece no. Alan Friedman, Donald non è degno di ricevere il Nobel. Iacchetti non crede alla tregua e vuole approfondire. Salis e Scotto, merito della flotilla, e certo, è questa che ha messo paura a tutti quanti, ragazzi. Altra figuraccia dell'albanese. Signori, l'articolo di Alessandro Gonzato, pim pum pam, sembra il carnevale di Rio, ma sono i fegati dell'intelligenza propale che esplodono. Quel delinquentaccio di Donald è riuscito a mettere pace, per ora una tregua tra i macellai di Hamas e Israele, e loro, i maître à penser del salottino rosso, necessitano di un gastroenterologo. Ve lo dovete leggere, ragazzi. Oggi il quotidiano Libero è tutto vostro, per strapparvi anche un sorriso, ragazzi, perché mai una soddisfazione, signor. Quanto costa? Quanto costa il quotidiano Libero? 1,50 euro. E barboni, straccioni, pezzenti di registi, compratevelo Libero, dai, si vogliono il panettone, capito? Siamo ancora sul Libero, signori. Attenzione, non me ne vado perché oggi è venerdì. Prima che arrivi il silenzio elettorale, che mi faccio scappare la pipì, prima che arrivi il silenzio elettorale c'è l'intervista ad Alessandro Tomasi, signori. Ma chi è questo Alessandro Tomasi? È il candidato governatore del centrodestra a queste elezioni in Toscana che avverranno domenica e lunedì. Se avete amici o parenti in Toscana, se mi sentite cicu dalla Toscana e siete stanchi della solita pappa col pomodoro, che sì, è buona, però ultimamente non è più così buona, forse è il caso di ordinare qualcosa d'altro e di non votare il solito PD in Toscana. Infatti, l'intervista che c'è a pagina 19 di Libero con Alessandro Tomasi titola "I toscani sono stufi della solita pappa al rosso pomodoro". Rosso, capito? Perché la Toscana è rimasta veramente l'unica enclave rossa potente ancora esistente in Italia. Il candidato governatore del centrodestra e sindaco di Pistoia dice: "Sento fiducia, lotteremo contro gli sprechi. La sinistra non ha un programma ed è divisa su tutto, dalle infrastrutture al reddito di cittadinanza regionale". Guarda che è vero, questa cosa, soprattutto il fatto che sia entrato Conte in queste ultime elezioni, ragazzi, cioè sul green, sui bruciatori che bruciano de chi della loro, sono cattivissimi, certe cose non le vogliono assolutamente.
Quando presi la mia prima tessera del partito a 14 anni, mio padre, fornaio e socialista, me la strappò, dice Tomasi in questa intervista sul Libero. Gianni ha confuso la presidenza col presenzialismo, è campione mondiale di taglio del nastro. Poi sui giovani, l'anno scorso hanno lasciato la regione toscana 4.000 giovani per l'estero. Tenerli qui sarà il vero obiettivo. Signori, intervistona grazie a Pietro Senaldi con Alessandro Tomasi a pagina 19 di Libero, che ricorda che questa sera alle 18 saranno tutti in piazza San Lorenzo a Firenze a sostenere il centrodestra. Una bella differenza rispetto al mio rivale del campo largo, costretto a farsi in 4 per mettere insieme l'aiuto di tutti, visto che la sinistra in Toscana è talmente unita da dividersi in 4 piazze per l'atto conclusivo della campagna del presidente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quasi sempre ascoltiamo un pianista alle 8 del mattino e ogni mezz'ora nella rassegna stampa, nelle trasmissioni in generale del sottoscritto Sammy Varin, io trasmetto un artista indipendente quasi sempre sconosciuto a livello nazionale e poi chiedo a voi se vi piace e se vi piace, chiaro, uno è curioso, poi lo va a cercare su Instagram, su Facebook. In questo caso Giuseppe Johnny Barbera con il pezzo Rinchiuso, ha scritto con Arisa la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Scommetto che non lo sapevate, avrete visto certo questo film, ma non sapevate che proprio Giuseppe Johnny Barbera ha scritto la colonna sonora, ma ha scritto il pezzo Canta ancora. Lui compone, arrangia, produce ed è naturalmente il pianista che ha anche il titolo del suo ultimo album. Quindi cercate Giuseppe Johnny Barbera semplicemente su
YouTube. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, rassegna stampa o quel che volete chiamarla, io non mi offendo, chiamatela come volete, ma soprattutto fatemi avere il vostro pensiero su queste ottime notizie che ci sono oggi sui quotidiani. Naturalmente intendo la fine della guerra o comunque la strada è quella. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Sentiamo che ci scrivono: Sammy, ora che le banche sono obbligate a fare i bonifici istantanei, ve ne siete accorti anche voi, ormai tutti quanti utilizziamo internet anche per fare questi bonifici senza extra costi. Perché non ci dai il numero di conto corrente della Lega, così ogni tanto mando qualche 10-20 euro senza andare in posta o altre seccature? Intendo l'IBAN, così uno lo inserisce e può fare anche bonifici ricorrenti quando li gira. E io ti ringrazio, caro ascoltatore, ti dico la verità, perché fare le estrazioni del letto con l'IBAN è un po' lunghettino, cioè fate prima veramente andare sul sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, e in questo caso è veramente facile. Poi c'è scritto sostieni Radio Libertà, sostienici, abbonati, andando sul sito radiolibertà.net e ci potete tranquillamente vedere il numero di IBAN, segnarvelo giù, o addirittura proprio dal nostro sito cliccare sostienici con una carta di credito anche ricaricabile col PayPal, farci un piccolo aiuto economico. È veramente semplice, ma vi prometto che un giorno vi faccio anche le estrazioni del letto dandovi l'IBAN di Radio Libertà. Buongiorno, vogliono tenere il focus sulla commissione Covid, emergono delitti e inganni vergognosi provati sopra ogni dubbio, eppure nessun magistrato interviene. Quindi è chiaro che lo Stato è mafioso, assassino, clientelare. Oh, siete ottimisti oggi, eh? Mattia Feltri dimostra l'idiozia del secolarismo. L'unica regola di fede laica discende direttamente dalla legge morale naturale iscritta da Dio Padre in ogni uomo. Quindi il concerto di Feltri è il cancro che sta distruggendo la nostra società. E tu sei d'accordo? Bravo asino! Beh, insomma, come dico sempre, la verità sta nel mezzo, e poi se vogliamo essere bacchettoni ci può stare. Viva l'Afghanistan senza TV! Vedi, questo è anche contento che non ci vedano in televisione. I toscani, come i lombardi, sono tutti dipendenti dalla mafia governativa incancrenita dalle prebende personali. E chi lo sa, caro Marco, magari questo weekend in Toscana succede qualcosa. Intanto, a proposito di secolarismo e tutte queste cose, vi riporto sul Libero, perché a pagina 21 guarda cosa si scrive: benedizione della scuola. Gli alunni musulmani si tappano le orecchie. L'episodio è avvenuto nel Veronese con le relative polemiche. I tredicenni hanno spiegato di averlo fatto per rispetto della loro religione. La preside prospetta sanzioni disciplinari e una mancanza di rispetto. Interessante anche questo. Capire chi ha ragione. Claudio Smetti ci racconta tutto quanto a pagina 21 di Libero. 4 ragazzini di 13 anni musulmani alla cerimonia di apertura del nuovo parco delle scuole medie Dante Alighieri a Cerea, che è una cittadina di 17.000 abitanti nel Veronese, in quel Veneto fiero di provincia dove ci si conosce un po' tutti e si fa attenzione a come comportarsi davanti agli altri. Lunedì mattina c'è la preside in prima fila, c'è il sindaco con la fascia tricolore, c'è il prete con la tunica bianca che ha in mano l'aspersorio, ci sono gli alunni delle classi terze, i più grandicelli, che sono appena stati coinvolti in un progetto coi fondi del PNRR e dovranno realizzare un enorme murales all'esterno delle classi. Sì, è vero, la scuola italiana è laica, però sono le nostre radici. È la tradizione. Quando si inaugura un istituto, ma vale lo stesso per un qualsiasi edificio pubblico, prima avviene il taglio del nastro e poi tocca alla benedizione dei locali. Invece, appena il parroco prende parola, loro, i 4 adolescenti musulmani, tutti quanti stranieri chiaramente, si tappano le orecchie con le mani e decidono di non ascoltare.
Lo confesseranno poco dopo, quando saranno chiamati dalla dirigente scolastica Silvia De Mitri, che vorrà capire le ragioni di quel comportamento che, secondo la loro fede, ascoltare la benedizione di un prete cattolico andrebbe contro i principi del loro Dio. Nel frattempo, per tutta la durata della benedizione, se ne restano lì, immobili, con le orecchie chiuse, in mezzo a tutti, a fianco degli altri compagni e delle prof che si accorgono subito, che lo notano all'istante, quel gesto già destinato a far discutere non solo Cerea. La preside lo giudica inqualificabile. Finito l'incontro, convoca appunto i quattro per sentire la loro versione dei fatti, spiega che molto probabilmente andranno incontro a una sanzione, che si sta mettendo in contatto col provveditore, che crede sia opportuno valutare quanto successo sotto il profilo della condotta, poiché si tratta di una mancanza di rispetto verso la religione cattolica. Che ne pensate? Che ne pensate? Che ne pensate? Che ne pensate? Vi dico cosa ne pensa l'eurodeputato del Carroccio Paolo Borchia. L'appartenenza a un credo diverso non giustifica la mancanza di rispetto per un rito religioso. Questo gesto, commesso da giovani probabilmente nati in Italia e comunque cresciuti e istruiti qui, è sintomatico della volontà intrinseca nella famiglia di non desiderare una reale integrazione che non può esistere senza rispetto della cultura del paese ospitante. Questo è il pensiero della Lega e potete immaginarvi dall'altra parte che cosa si pensi. Io non dico niente, do a voi l'ardua sentenza. Che ne pensate? 340 67 09 659. Scaldiamo un po' l'atmosfera, E io vi ricordo che ogni giovedì alle 9 su queste frequenze va in onda una canzone cattolica cristiana, un pezzo di Christian Music. Anche Laudato Si, ci arrivo, Francesco, eccetera, polemiche, vai tranquillo. Siamo sempre sul Libero, signori, oggi pubblicizzo anche pagina 29, perché perdonatemi, noi che siamo grandicelli, abbiamo vissuto gli anni 80 anche musicalmente, oggi Libero a pagina 29 intervista Gianni Togni, quello di Luna. E guardo il mondo da un oblò, sì, lo guardo dall'oblò. Ringrazio Luna, ma sono di più, dice Gianni Togni. Il cantautore festeggia i 45 anni del celebre brano. In TV mi chiedono solo quello, un mio erede, Lucio Corsi, che ci piace tanto. Viene intervistato oggi Gianni Togni sul quotidiano Libero, che nel panino milanese si occupa anche delle lezioni di flottia al liceo Vittorio Veneto di Milano. Parte l'indottrinamento a scuola. Il Dem romano maiuscolo, non di Roma, racconterà la sua missione agli studenti. Sai che lui è stato sulla flottia. Il sottosegretario Frassinetti dice basta narrazioni a senso unico, che dietro la missione della Global Sumud Flotilla ci fosse solo un fine politico oltre che di marketing elettorale per chi era a bordo è stato chiaro fin dall'inizio. A confermarlo è il fatto che sulle navi in viaggio verso Gaza ci fosse poco più di mezzo camion di aiuti umanitari, non certo sufficienti a giustificare un'iniziativa di tale portata mediatica, ma il tour promozionale degli zatteranti della flotilla, accolti come eroi dalla sinistra militante, comincia proprio dalle scuole ed è qualcosa che supera i limiti perlomeno del buonsenso, scrive Andrea Muzzolon quest'oggi sul quotidiano Libero nel panino milanese. Giro ragazzi, dai, dove andiamo? Vi faccio un esempio di quella che è comunque la felicità di quest'oggi sui quotidiani. Abbiamo visto un po' di prime pagine e per fortuna c'è un po' di ottimismo. Vi porto a fare un giretto velocissimo sul Corriere, che titola oggi Israele-Gaza, l'ora del cessate il fuoco. Subito a pagina 2, ma ci sono penso più di 10 pagine riservate a questo argomento. Accordo su Gaza, Trump dice ostaggi liberi entro martedì, ed ecco il momento della stretta di mano tra i negoziatori di Israele e Qatar dopo i raid del mese scorso.
Giro la pagina sul Corriere e i 2 inviati USA arrivano al vertice tra Bibi e i ministri. Ben-Gvir li attacca, il presidente esulta, ora pace durevole, si prepara ad andare in Israele. Il governo di Netanyahu dà il via libera tra le divisioni, poi dovrebbe scattare la prima fase del ritiro e la tregua. Hamas, garanzie americane. Washington invierà 200 soldati per monitorare la tregua. A pagina 5, canti, lacrime, braccia al cielo da Tel Aviv alla striscia, e poi tanti racconti. Mio zio è sopravvissuto a 482 giorni di prigionia, la paura è ancora tra noi. Sempre sul Corriere, Erdogan, gli arabi, così Hamas ha detto sì. Agli Stati Fratelli il compito di inviare 5.000 poliziotti per pattugliare la striscia post-tregua, il leader turco centrale nelle trattative per il rapporto con Trump e l'ospitalità di alcuni capi jihadisti, il protagonismo esibito di al-Sisi. Le domande: le armi, i detenuti, il ritiro. Cosa dice l'accordo di pace? Israele accetta di mantenere il controllo solo sul 53% della striscia. Hamas cederà l'arsenale in un secondo momento, ma ci sono nodi da sciogliere e Guido Olimpio oggi a pagina 8 del Corriere li affronta. Non è stata fissata ancora una tabella di marcia precisa, né si è stabilito chi dovrà disarmare i jihadisti, e quindi si parla di disarmo, di ritiro, di prigionieri, di futuro governo. E insomma oggi il Corriere, potete immaginarlo, è ricchissimo di tante argomentazioni. C'è la tela di Donald e l'arte degli affari, anche i nemici elogiano la svolta, ma soprattutto anche su altri giornali c'è una certa paura per il Nobel per la pace che viene assegnato proprio oggi. Oggi il Nobel per la pace, il presidente me lo merito, ma la scelta risale al lunedì. E quindi hanno già scelto, tu dici la possono cambiare a sorpresa. L'ossessione per il premio Nobel iniziata nel primo mandato, scrive Matteo Persivale oggi sul quotidiano Il Corriere. Il futuro. Siamo a pagina 10, sempre sul solito argomento che comunque ci piace tanto perché si parla di pace. Che pelle, il rischio ora è la rinascita del terrorismo. Sono pessottimista, scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere utilizzando un vocabolo che sinceramente noi ignoranti non conosciamo. Pessottimista cosa dovrebbe voler dire? Tu dici che è un refuso o è un'esibizione culturale? Sì, perché Gilles Kepel è un noto studioso francese, esperto di Medio Oriente, che registra le grandi speranze suscitate dal piano Trump, ma anche le enormi difficoltà per la sua attuazione. L'arabista dice Manchester un segnale oggi sul Corriere. Dall'altra parte c'è Nasr, l'accordo non sarà attuato senza pressing. Il famoso politologo dice attori forzati al tavolo. E certo, si può dire tutto e il contrario di tutto, ma noi siamo contenti che almeno ci si fermi. Ci sono tante foto, sono 48 foto nel mondo di sotto, gli ostaggi ancora a Gaza. Dall'Italia un contributo silenzioso, attenzione al virgolettato, la pace non si fa con le bandiere. Meloni, giorno storico e ringrazia il leader USA. Conte, ridicolo rivendicare un ruolo. È chiaro che se vi faccio questa domanda, ma è anche merito italiano, punto di domanda, potete rispondermi 340 6709 659. Ancora, dove siamo finiti? Siamo a pagina 13, ragazzi, del Corriere. L'ipotesi della missione sotto l'egida dell'ONU, pronti a partire per la striscia 200 carabinieri. Ma sono oltre 10 anni che ci sono nostri militari nell'area. E l'intervista che non vi aspettate, ragazzi miei, con Lucia Annunziata, è del PD, parlamentare, deputata europea, ma anche giornalista, ha guidato il TG3 tanto, è stata presidente della RAI, l'abbiamo vista, nolenti o volenti, per tanti anni a condurre. Cosa dice Annunziata oggi sul Corriere?
Trump ha avviato un processo. Lui ci è riuscito, Biden ha fallito. Annunziata, diamogliene atto, l'ex presidente era inginocchiato a Israele. Il 7 ottobre i morti per violenza sono tutti uguali, non si distingue tra buoni e cattivi, perché gli israeliani sono cattivi, capito? In generale il popolo è tutta gentaglia. Le piazze dei Propal sono state utili, hanno dato molta forza a una nuova generazione. Queste ed altre affermazioni oggi sul Corriere, ragazzi. Se volete spendere bene i vostri soldi, pagina 16, signori, eccola qua, la Lombardia Fratelli d'Italia, rabbia leghista. Ma Salvini che ha detto ieri, ok, se saranno primi. L'ipotesi del voto anticipato in Veneto, no a Zaia nel simbolo. Oggi tutti i leader a Firenze. Marco Cremonesi. In Lombardia è il giorno della rabbia. L'indicazione dei candidati governatori in Campania, Puglia e Veneto ha reso manifesta la possibilità che la Lega possa perdere la sua Camelot, cuore originario e simbolico del partito. Ieri Matteo Salvini l'ha detta così: direi di ragionare dell'esistente, non del futuro. È chiaro che se Fratelli d'Italia sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia. Poi, da qui al 2026, 2027, 2028 abbiamo tempo. In realtà la Lombardia soffia forte. In Lombardia soffia forte un'altra ipotesi. Lo scrive Marco Cremonesi oggi sul Corriere, quindi sono ipotesi. Quello di un avvicendamento anticipato. Sì, pare infatti che Attilio Fontana, il governatore lombardo, possa candidarsi al Senato alle politiche del 2027. Da presidente non è incandidabile e nemmeno non eleggibile. Certo, è però incompatibile. Dato che le politiche saranno nell'autunno 2027, Fontana potrebbe candidarsi ed essere eletto. Poi ci sarebbe il consueto periodo per la proclamazione degli eletti, poi quello per optare tra Senato e Regione. Insomma, non sarebbero nemmeno necessarie elezioni anticipate. Per i pochi mesi mancanti alle regionali del 2028 sarebbe sostituito dal suo vice Marco Alparone di Fratelli d'Italia. Poi Fratelli d'Italia sceglierebbe il candidato, i due possibili concorrenti sono due, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini è vicinissimo a Francesco Lollobrigida, è un profilo più civico, ma pare che si sia già sfilato, mentre il candidato forte del partito, Fratelli d'Italia, è Carlo Fidanza. Fratelli d'Italia con il Veneto ha fatto una rinuncia importante. Difficile che per la più importante delle regioni il partito rinunci a un esponente che ne incarna la storia. Nella Lega, comunque, la possibile perdita della Lombardia è stata tutt'altro che metabolizzata, come certifica il capogruppo al Senato e segretario lombardo Massimiliano Romeo. La Lombardia andrà a noi, ha detto Romeo, mentre gli ex leghisti del Patto per il Nord sono convinti che per loro si aprano ampi spazi. I lombardi che non vogliono morire né vannacciani né sovranisti vengano con noi. Insieme abbiamo la forza per realizzare il sogno federalista. Che bello ricominciare da capo ogni tot anni, azzeriamo tutto e ricominciamo da zero. Oh, ma dai! In ogni caso è certamente vero che la nuova stagione apre per la Lombardia un periodo di possibile instabilità competitiva tra Fratelli d'Italia e Lega. Qua mi fermo, ma l'argomento c'è sul Corriere e anche su gran parte degli altri quotidiani. Lo sconcerto di Romeo nella stessa pagina, dice il segretario della Lega Lombarda e anche capogruppo della Lega al Senato: decideremo il candidato tra 3 anni. Sono molto deluso, anzi direi esterrefatto per il comportamento di Fratelli d'Italia. È come se si volessero piantare bandierine. Era nell'ordine delle cose che via libera a un leghista in Veneto si sarebbe riverberato sulla Lombardia con una contropartita per l'alleato principale. Se ne è parlato per settimane, ma quando mercoledì sera lo scambio è stato cristallizzato nero su bianco, seppur con una formula in politichese, anche Massimiliano Romeo, capogruppo
giornalista al Senato, ma soprattutto segretario della Lega Lombardo, è rimasto turbato. Dal momento in cui si è diffusa la notizia, il suo telefono è diventato il bersaglio di chiamate e messaggi carichi di rabbia di militanti di Varese, Milano, Bergamo per un baratto ritenuto irricevibile. È comprensibile che Fratelli d'Italia, da partito egemone della coalizione, riflette il giorno dopo, rivendichi la guida di una regione importante come la Lombardia. Ma porre questo tema 3 anni prima della scadenza è un grave errore politico. L'analisi mette a fuoco 2 diversi tipi di criticità. La prima, la più immediata, come dimostrano le reazioni a caldo, riguarda il fronte interno. Si generano tensioni, fibrillazioni nella Lega in Lombardia, creando peraltro una competizione con il Veneto che non ha senso, spiega Romeo. Ma c'è un'altra preoccupazione che sorge pensando alle ricadute di chi sta guidando il Pirellone in questo momento. Penso a come possono vivere questa situazione il presidente Attilio Fontana, gli assessori, i consiglieri che stanno lavorando e che si vedono trattati come merce di scambio. Anche qui si generano reazioni che non fanno bene, osserva il segretario, che dal giorno della sua elezione alla guida dei leghisti lombardi si è battuto per rilanciare i temi cari al territorio, cercando di risvegliare l'orgoglio di quella Lega che aveva cuore e anima a Pontida e nelle valli varesine. Prosegue Cesare Zapperi oggi sul quotidiano Il Corriere, la rabbia leghista, lo sconcerto di Romeo. Ma ragazzi, bisogna pur scrivere qualche cosa. La verità è che è ancora presto per pensare qualunque situazione, magari dovremmo pensare chi candidare a Milano. Che ne dite voi? Altro problema. Ma ci sono i tormenti a sinistra, che delizia e che tormento, i tormenti del campo largo, ne parla a pagina 17 il Corriere quest'oggi. Schlein convince Conte, incontro pubblico con Giani, ma anche in Toscana non ci sarà un comizio unitario dei leader. Insomma, anche questa volta sembrano molto molto lontani i leader PD e 5 Stelle, e soprattutto su alcune argomentazioni, ragazzi, veramente come i termovalorizzatori non vanno d'accordo. Il caso di Alessandra Arachi, il PD e le onorificenze ad Albanese, le retromarce da Firenze a Padova. Ci sono malumori sul ruolo della relatrice ONU, pesano le sue frasi sulla Segre. Insomma, da giorni Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, al centro delle polemiche per una sua frase sulla senatrice a vita Liliana Segre, non toccate la Segre, e scontro anche sulle onorificenze che gli hanno conferito alcuni comuni di centro-sinistra. Adesso c'è la moda, gli danno tutti la cittadinanza a questa. Ma chi è? Cosa vuole, ragazzi? Leggete qualcosa, per favore, per piacere. Adesso si sta sgonfiando, per fortuna. Il Fatto Quotidiano, la Pax Trumpiana, titola oggi. La firma: Donald mette Israele e Hamas nella stessa stanza. Gaza e Tel Aviv in festa. Hamas usa garanti, guerra finita. Fronda contro Bibi. Parla l'economista Sachs, vince Trump e gli USA si arrendono alla realtà, ma serve pace duratura. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Ancora più chiaro è il quotidiano Il Giornale, che titola La destra ferma la guerra. Svolta decisiva. Trump trova l'intesa sul cessate il fuoco in Medio Oriente, sì di Hamas e Netanyahu, i cittadini festeggiano in strada, Meloni ringrazia gli USA, la pace si costruisce. Con gli editoriali di Giovanni Orsina, non era un mostro, non è un santo, potete immaginare di chi parla, e di Alessandro Sallusti, dalla parte giusta della storia. Sempre in prima pagina sul Giornale, rimasti senza argomenti, da Landini alla Albanese, i disoccupati della piazza. Ecco le foto. C'è Maurizio Landini, Francesca Albanese, ma anche Enzo Iacchetti e Tommaso Montanari. Francesco Maria Del Vigo prende un po' in giro, ma diciamo che sono cose vere. Ora la sinistra chi glielo spiega? Adesso chi glielo dice che Donald Trump, il fascista, il puzzone, il palazzinaro, il cafone, è diventato anche e soprattutto colui il quale ha portato la pace in Medio Oriente dopo 2
anni di guerra, cioè un pacifista, di fatto sottraendo loro il lavoro. Si ride, ma soprattutto, ripeto, c'è un po' di tranquillità forse. Fiamma nera sta nel giorno della vittoria, nel piano americano il futuro della regione. Adalberto Signore, le mosse del governo, Meloni, la rete silenziosa con gli USA e i paesi arabi. Fausto Biloslavo, le fasi post tregua, disarmo, ricostruzione, il domani e tante incognite. La strategia di Donald, Augusto Minzolini scrive la lezione all'Europa sull'uso della forza. Ma tra pochi minuti vi leggerò il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, e perdonateci se oggi siamo un po' allegri, ma siamo contenti che forse è scoppiata davvero la pace. Luigi Mascheroni quest'oggi sul Giornale scrive: si spegne Telegaza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ancora condizioni di bel tempo soleggiato sull'Italia, anche se un nucleo depressionario si avvicina alle nostre isole maggiori. In mattinata avremo sole quasi ovunque, anche con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per addensamenti sulle coste centrali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. Nel pomeriggio da segnalare dei possibili rovesci sulla Sardegna, specie occidentale, mentre altrove il tempo resterà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete però i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Boy, this girl is frantic. That baby's chick in town. As she blows her gay, there's in a range. Sweet marijuana brown. In her victory garden, the weeds grow all around. As she plants you there, she back away. A sweet marijuana brown. As she don't know where she's going, I don't care where she's been. But every time you take her out, she bounds you, take you in. That girl means trouble. You wanna put her down. A girl heaps take care, but don't beware. Sweet marijuana brown. She don't know where she's going. I don't care where she's been. But every time you take her out, she bounds you, take you in. That girl means trouble. You wanna put her down. A girl heaps take care, but don't beware. Sweet marijuana brown. Ci ricorda un po' anche la Gabriella Monti, storica conduttrice su questa radio, che salutiamo caramente. Spero sempre che ritorni a condurre magari semplicemente una trasmissione telefonica, visto che ha problemi a andare avanti e indietro, che ormai non è più così giovane, ma abbastanza giovane. Questa invece è Donatella Valgonio con Sweet Marijuana Brown, roba anni 30 di Barney Bigar, uno dei più popolari clarinettisti di quell'epoca. Donatella Valgonio, che abbiamo intervistato qualche settimana fa, è argentina, negli anni 80 faceva disco music, ma nel suo passato anche questa musica così raffinata. La trovate facilmente su YouTube, questo pezzo, Sweet Marijuana Brown, Donatella Valgonio. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, siamo un po' più distesi, magari qualcuno di voi lo è anche fisicamente, a riposo, magari forzato, però ci sono io che vi tengo compagnia. Il sito di Repubblica questa mattina titola: il governo Netanyahu diviso, approva l'intesa, riunione Fiume, scattata la tregua,
media però, i media dicono ancora raid a Gaza, ma c'è anche l'altra guerra in apertura, massiccio attacco contro le città e gli impianti energetici ucraini, Kiev al buio, morto bimbo di 7 anni. Questo è il sito di Repubblica. Che tristezza vedere che al Parlamento europeo quelli di sinistra hanno festeggiato per la Salis, mentre ieri sono stati seduti senza battere le mani per la notizia della fine della guerra in Israele, ci scrive Clara. Uno dei tanti WhatsApp che stanno arrivando a 34067 09 659, la possibilità di entrare in onda in qualunque momento nella rassegna stampa con, anche se volete, un audio, come ha fatto questo ascoltatore sul cursore. Berengari in Subrico da Roma Uela. saluta e dice: quando si declassa la propria fede a tradizione è inevitabile che ci siano dei soggetti più convinti e più fedeli alla propria fede che obbediscano ai dettami e quindi si comportino come hanno fatto quei 4 ragazzini nella scuola media lì del Veronese. È inevitabile. La fede non è una tradizione, la fede è qualcosa di vivo che si vive ogni giorno. Saluti. Interessante, vi vedo molto bacchettoni e mi piacete comunque. Vi ricordo che nei prossimi giorni, mi pare lunedì già questo, riparte la rubrica di informazione cattolica. Intorno alle 11, 11:30, adesso non ricordo, ricompaiono i bacchettoni di questo sito internet che piace moltissimo a Simone perché, giustamente, gente simpatica, tosta, cazzuta si può dire, sì. Informazione Cattolica ritorna su queste frequenze, così come, lo dicevo anche prima, ogni giovedì alle 9 mandiamo un pezzo di Christian Music. Pina ci scrive sempre su questa cosa degli alunni che si sono toppati le orecchie durante la benedizione, ma erano musulmani. Alla domanda che ne penso del gesto fatto dagli alunni, penso che l'integrazione di integrazione non ne hanno nessuna intenzione. Potranno passare tutte le generazioni che vogliamo, ma se i genitori non si integreranno, tutti gli altri faranno come loro. È un sogno sperare che cambino, cara Pina. E la domanda è anche, ma la preside ora vorrebbe multarli, vorrebbe sanzionare questi alunni che sono toppati le orecchie durante la benedizione del prete alla scuola. Si fa bene o si fa male? Punto di domanda. Ciao Sammy, loro sono così, non accettano la realtà se non è la loro e lavorano sui giovani con libri bugiardi, con manifestazioni inutili che però piacciono perché non si va in classe, scrive Mario, tornando a quegli amici della flotilla che continuano a far casino nelle aule. Ciao Sammy, certo è presto per parlarne, ma i pro Italia leghisti sono esperti di freno a mano e retromarcia, come nel 97 i calabresi leghisti italici, no, Calabraghe, i leghisti italici, forse minacciati da Scalfaro, tradirono i popoli del nord e lì che ebbe inizio la diaspora. Questo è il nostro amico secessionista, ho capito, grave fu l'errore di non essere a fianco delle camicie verdi, ce l'avevo anch'io a casa, forse ce l'ho ancora, quando perseguitate dalla magistratura italiota, male fu non essere a fianco dei serenissimi, anche se in modo pittoresco diedero un sussulto di identità che a differenza dei leghisti furono gli unici a finire in carcere, di cui uno ne morì pure. Ce n'è altre di vicende che gli italioti leghisti comminarono ai propri popoli. Noi indipendentisti che della feccia italica siamo avulsi, come sempre non ci stupiamo più di nulla degli italici leghisti. Lungi da me sostenere postriboli italici come gli ultimi nati. Tutti questi partituncoli hanno una tara genetica, nessuno di questi mette in discussione l'occupazione italica nel Lombardo-Veneto. Il problema principale in Lombardia che ci sono troppi italiani, diceva Gilberto Neto. Un abbraccio da Luca, Luca da Brescia, amico secessionista, ci mancherebbe, c'è spazio anche per te su questa radio. Io addirittura sono un fan di Doddore Meloni, che in Sardegna qualcuno forse conosce. Ancora un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno. Allora, la sinistra è fatta da pagliacci, ormai pare evidente, non dobbiamo dircelo solo fra di noi,
ma convincere quelle persone che magari erano convinte che scendere in piazza serviva a qualcosa, che in realtà è stato fatto altro, e francamente vogliamo vedere se ancora il 25 ottobre qualcuno sciopererà, perché voglio far presente a loro signori che scioperano, che sono già 3, anzi erano 3 e 4, ce n'era un altro in mezzo, dopo non si lamentino che la busta paga è limitata, ma la cosa che fa rabbia è che quei giorni di sciopero li potevano utilizzare per cose molto diverse, dove ci poteva essere molta più probabilità di avere un minimo successo. Per quanto ci riguarda, loro sulla pace in Israele e Gaza non hanno fatto nulla, hanno solo rotto i coglioni. E chi lo sa, se glielo vai a dire dicono che è merito loro, ma 340-6709-659, questo è il numero per spedire i vostri WhatsApp. Si spegne Telegaza, signori, siamo sulla vostra amatissima testata Il Giornale, amatissima per davvero, e il Giù la maschera di Mascheroni titola così: adesso che lo sciopero generale indetto la scorsa settimana da CGIL e sindacati di base a sostegno del popolo palestinese ha funzionato, mettendo alle corde il mondo islamico, costringendo Israele e Hamas a firmare una tregua a Gaza, peraltro lasciando a Donald Trump un ruolo da comparsa, lo avete capito? Resta da capire chi qua da noi sia più dispiaciuto per una pace arrivata tra capo e collo, neanche il tempo di sfoggiare la nuova kefia. Il sospetto è che la parte del paese maggiormente afflitta, la fazione così pacifista da faticare a rinunciare alla guerra, sia la sinistra di potere e di telecomando, una grande Telegaza che va dalla striscia settimanale della Berlinguer e tutto il retequattrismo per Ramallah, tra la professoressa in storia del Medio Oriente Kasia Smudniak ed Enzo Iacchetti, il quale infatti pare non aver dato l'ok, Iacchetti, all'accordo di pace, fino alla setta di amici Formigli che intervista la Gruber, che intervista Floris, che intervista Augias che va dalla Gruber, passando per la propaganda con la minuscola di Zoro, fino a Telese Aprile, i George e Mildred dell'intifada giornalistica italiana, una Al Jazeera più provinciale, dove anche Rula Gebral può avere un ruolo, che ha dato palcoscenico a una banda di artisti improvvisamente diventati analisti di geopolitica e a un'imbarcata di intellettuali da talk show che da domani dovranno trovare un nuovo argomento per cui sentirsi moralmente superiori, e non dubitiamo che ci riusciranno in fretta. Qui Parlamento. Portateci via, sì, voi parlamentari della Lega, e ringraziamo naturalmente chi lavora a Roma portando avanti anche le nostre istanze. Grazie per essere con noi, con l'onorevole Rebecca Frassini. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, oggi Rebecca, sì, siamo un po' più frizzanti del solito, per fortuna ci sono buone notizie sul fronte guerra, pare davvero che succeda qualcosa di bello, ma da tempo sta succedendo qualcosa di bello al nostro paese, l'Italia. Oggi parliamo dell'atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria che sarà valida per il triennio 2026-2028. Si chiama Documento programmatico di finanza pubblica e traccia un ritratto di un'Italia che è davvero più credibile. Rebecca, ci illustri qualche buona notizia ulteriore? Oggi siamo quasi contentissimi, davvero. Frassini. Ma assolutamente sì. Ieri abbiamo appunto approvato alla Camera questo documento programmatico di finanza pubblica che, come giustamente hai detto tu, è, diciamo così, l'atto propedeutico, è la cornice entro la quale poi si presenterà la manovra di bilancio per il prossimo triennio. Ma non solo, in questo documento programmatico noi finalmente diamo all'Italia una credibilità internazionale. Perché? Perché per la prima volta dopo tanti anni, grazie al Ministro dell'Economia, il nostro Ministro Giancarlo Giorgetti, siamo riusciti non solo a tenere i conti in ordine, che questa è una cosa veramente rivoluzionaria per chi conosce un po' le dinamiche del nostro paese, ma è lontano anni luce dal rigore dei conti che invece c'era all'epoca col famigerato governo Monti. Qui teniamo i conti in ordine, ma al tempo stesso
riusciamo a fare delle politiche espansive, o come meglio le chiama anche il ministro, delle politiche di buon senso. E in che termini? In questi termini, cioè in un contesto peraltro molto complicato, perché sapete bene che sulla manovra incidono anche tematiche geopolitiche, tematiche internazionali, un quadro comunque un po' complicato che diminuisce un po' gli spazi di manovra perché crea incertezza. Sapete tutto il tema, ad esempio, dei dazi americani che sono stati imposti alle nostre imprese. Però nonostante tutto questo quadro, abbiamo comunque, diciamo così, delineato quelli che saranno gli spazi di intervento. Ad esempio, sapete bene che c'è il grande tema della denatalità, ed è il tema, perché infatti, come da sempre ha detto il ministro, avendo pochi nuovi nati, è evidente che poi il sistema economico tra un po' di tempo non reggerebbe più. Ecco perché saranno pronti dei nuovi incentivi nella prossima manovra che andranno a potenziare, diciamo così, dei bonus che già ci sono. Penso ad esempio al bonus asilo nido, penso al bonus nuovi nati, saranno tutti potenziati di nuovo proprio per incentivare le famiglie, insomma, a mettere al mondo nuovi figli e permettere anche e soprattutto nelle condizioni le mamme di poter sia lavorare ma al tempo stesso mettere al mondo dei figli, che è la cosa non solo più bella, ma la cosa che serve proprio anche e soprattutto al nostro paese. Ma non solo questo, ci saranno anche incentivi alle imprese, ci sarà tutto il grande tema del secondo scaglione dell'IRPEF che passerà dal 35 al 33% per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro, quindi una mano che si dà al ceto medio. La scorsa manovra di bilancio, lo scorso anno, sapete bene che ci siamo concentrati di più su chi era più in difficoltà, perché ovviamente era giusto partire dalle persone che avevano più difficoltà, quindi era una manovra concentrata soprattutto per loro. Oggi invece riusciamo a fare un passo in più, i numeri ce lo consentono, proprio per aiutare anche quel ceto medio, perché dobbiamo non solo far ripartire i consumi del nostro paese, ma l'obiettivo principale deve rimanere anche e soprattutto quello della crescita, perché è evidente che nonostante i numeri buoni che ci dicono che ci sarà un aumento sensibile del PIL, però rimane il problema che rimane nel nostro paese. E poi ovviamente ci saranno anche altre misure su cui lavoreremo, ma vorrei anche fare un passaggio, visto che in aula c'è stato un dibattito veramente molto serrato sul tema dell'aumento del debito pubblico. Lo vorrei chiarire, se mi date la possibilità, perché Certo. è stato proprio, diciamo così, al centro del dibattito ieri alla Camera, perché le opposizioni si sono scagliate dicendo che si aumenta il debito pubblico, al netto che si aumenta ma poi diminuirà nella traiettoria a partire dal 2027. Però perché è aumentato il debito pubblico? Non è aumentato perché questo governo l'ha fatto aumentare, è aumentato perché i dati ENEA, quindi i dati certificati, e le opposizioni qua non è che possono troppo diciamo così obiettare quelli che sono numeri neri, scritti nero su bianco. È aumentato perché il super bonus, così gli ascoltatori lo sanno bene, è di 126 miliardi di euro, cioè i cittadini italiani devono pagare 126 miliardi di euro per rientrare da quella bolla famigerata voluta dai 5 Stelle, che peraltro si è abbattuta anche sui cittadini che la casa non ce l'hanno, perché la pagano tutti questa cifra monstre del super bonus. E ricordo che il super bonus è servito per sistemare solo 500.000 abitazioni su un parco di 35 milioni di abitazioni presenti sul nostro paese, quindi proprio un disastro che noi avevamo denunciato e che poi si è effettivamente realizzato. E tra l'altro questo super bonus, dove ieri c'erano quelli del Movimento 5 Stelle che ancora lo difendevano, è la zavorra che ogni anno con cui dobbiamo avere a che fare, cioè circa 40 miliardi di euro l'anno per estinguere questo grande debito del super bonus. Capite bene che è più di una manovra finanziaria. Quindi il ministro Giorgetti ogni anno deve fare 2 manovre, una per pagare il super bonus e l'altra per cercare di fare delle politiche che poi vadano a vantaggio appunto dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, delle nostre imprese. Ricordo anche che per le imprese
Non solo in legge di bilancio, come ha detto il Ministro, ci saranno ovviamente degli incentivi proprio per rilanciare l'impresa, ma abbiamo votato anche 2 settimane fa la revisione del PNRR, aumentando di fatto le risorse per le imprese da 19 miliardi a 30 miliardi. Quindi a chi ci diceva, tra l'altro, che non si poteva revisionare il PNRR perché altrimenti l'Europa chissà cosa avrebbe detto, ecco, l'abbiamo non solo revisionato, ma abbiamo anche aumentato le risorse proprio per le nostre aziende, proprio per rispondere a tutte le critiche che l'opposizione ieri, diciamo così, ci ha detto in aula, perché probabilmente hanno letto un documento diverso o hanno letto delle linee programmatiche di azione di politica economica completamente diverse dalle nostre, perché poi i numeri ci dicono questo e queste sono le cose che abbiamo votato. Ricordo anche che l'opposizione ancora anche ieri ci diceva non fate niente per i lavoratori. Beh, questo è il governo che ha aumentato a livelli record l'occupazione, 63%, e l'opposizione ancora non fate nulla per le donne lavoratrici, record di donne occupate, 10 milioni di donne occupate, i contratti a tempo indeterminato sono aumentati grazie a questo governo. La riduzione e il taglio del cuneo fiscale loro l'avevano annunciata e noi di fatto l'abbiamo messa in manovra di bilancio lo scorso anno rendendola strutturale. Beh, diciamo che insomma di argomenti per rispondere alle opposizioni li abbiamo, come dicevi giustamente tu all'inizio dell'intervento, abbiamo di che gioire perché per la prima volta in Italia abbiamo veramente, grazie a questo governo, grazie al Ministro dell'Economia, le idee chiare sugli spazi di intervento, ma con un senso di responsabilità che ci dà credibilità anche a livello internazionale, perché quando hai i conti a posto e quindi a livello internazionale ti vedono come un investitore, come un paese su cui investire, e quindi avremmo anche sul lungo periodo un vantaggio di attrarre gli investitori esteri che finalmente potranno tornare a investire in Italia, perché l'Italia è tornata davvero credibile. Signori, vedete che bella fotografia che ha fatto l'onorevole Rebecca Frassini, deputata della Lega, una foto che potete portare quando andrete a bere il caffè dal vostro vicino di casa, magari un po' di sinistra, e conversare insieme su quello che sta facendo effettivamente questo governo e che non sempre arriva sui giornali e sui quotidiani. Grazie davvero Rebecca per stare con noi, ci risentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un piacere, buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Seguitela sui social Rebecca Frassini, oltre che seguire naturalmente su Facebook la Lega Camera, la Lega Senato, dove trovate tutti gli interventi dei nostri rappresentanti. Una manciata di minuti alle ore 9, il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in tutta Italia sulla Radio DAB, la Digital Radio. Se ancora non l'avete comprata una Radio DAB, dai, è ora di ringiovanire un attimino la vostra radiolina, ce ne sono alcune bellissime che con pochi euro, veramente con 20 euro neanche te ne compri una bellissima computerizzata e scopri la banda DAB che contiene un fracco di radio nuove, varie tematiche musicali, dal jazz al rock al funky, la disco music, e c'è anche la radio che parla, siamo noi di Radio Libertà. Tutte in digitale con un audio perfetto, basta estrarre l'antennina e si sente di tutto, ma soprattutto senza utilizzare internet. Uno dice digital radio, devo usare internet, non c'entra assolutamente nulla, non consumate i gigabyte e nemmeno la batteria del vostro telefonino, perché la radio può andare anche a corrente. Torno sul giornale, signori, l'orgoglio di Palazzo Chigi. Così abbiamo costruito la pace, si parla del ruolo di Roma e Meloni che ieri ha ringraziato Trump. Alla sinistra ha detto questa frase, me lo dovete dire se siete d'accordo: non serve sventolare bandiere, l'Italia è pronta a fare la sua parte se verrà chiesto di dare un contributo. Ma che interessa a noi è un po' più in basso, signori, l'articolo di Pasquale Napolitano che dice: la stretta sulle piazze, si studia la cauzione per i prossimi cortei. Le mosse del governo. Piantedosi conferma il giro di vite
allerta per la partita Italia-Israele. Insomma, è finita la pacchia per gli scioperi selvaggi e le guerriglie. Dopo 2 mesi di anarchia con mobilitazioni senza preavviso, servizi minimi non garantiti, il governo Meloni pensa a una serie di misure normative per evitare disagi ai cittadini. Il ministro dell'Interno Piantedosi al Questo Time alla Camera ha annunciato la stretta, a cominciare dall'ipotesi lanciata dal Carroccio di prevedere una cauzione pre-manifestazione per coprire eventuali danni. Articolo quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche della rete di Meloni con i paesi arabi, lavoro silenzioso, ha detto la Meloni, la scommessa Trump. E poi, certo, a pagina 12, le piazze di sinistra e i nuovi disoccupati. Così i finti pacifisti hanno perso il posto con il piano Trump. Il presidente americano più odiato, quello bollato come duro e cafone, ha surclassato buonisti, prof e flottie. Lezione memorabile: chi ama la pace non la usa per dividere o bloccare tutto. Molto probabile che il tycoon venga ricordato soprattutto per questo successo internazionale, piuttosto che per le sue non poche bizzarrie. Ma attenzione! Gli attivisti non vogliono ritirarsi. Atenei e licei restano occupati. Questa tregua non basta per sgomberare. Confermato il corteo milanese di domani, scrive Francesca Galici. I compagni urlanti e violenti di piazza, gli occupanti di scuole e università hanno già fatto spallucce davanti all'accordo di tregua per la pace di Israele e Hamas. Anzi, dalle loro parti l'antagonismo militante sta già portando avanti la narrazione, secondo la quale Israele si sposterà con tutto il peso militare contro la Cisgiordania. Il collettivo rosso, che da giorni occupa l'Università Statale di Milano, ha rilasciato ieri un comunicato in cui condivide la gioia del popolo palestinese, ma, dicono, la vera responsabile del genocidio è l'economia di guerra che caratterizza sempre più la società occidentale. Ecco trovato il motivo per continuare a creare un disagio alla società, perché la colpa è sempre di Israele e dell'Occidente, tanto che, nonostante tutto, è stato chiamato un nuovo corteo a Milano per domani. Lo slogan: Palestina libera, ça va sans dire. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vorrei dirti che tu sei come un'alba nuova, come il sole illumini, luce che rinnova. E mi sento fragile se gli occhi tuoi si fermano a guardare dentro i miei, come nascere di nuovo, e sento che tutto svanisce oltre te, nella vita mia. Non sento niente oltre te, che vivi in me. Alleneremo questa musica e te, dolce come una carezza.
mano non riuscivo a fare un passo in più. Quest'amore è il nostro sogno, ora che tutto svanisce oltre te. Nella vita mia non c'è più niente oltre te, che vivi in me. Orderemo questa musica io e te, dolce come una carezza. Orderemo questa musica io e te, non c'è niente che io sento oltre È scattato l'applauso dai nostri ascoltatori, mi fa piacere. Proprio oggi esce il nuovo album di Federico Pacciotti, si chiama Lirica. Questa canzone, Oltre te, sì, è musica lirica ma è anche rock. E scoprite questo artista Federico Pacciotti, lo scoprirete sì, perché ve lo proporrò una volta alla settimana, un pezzo da questo nuovo album. E non soltanto, è lirica ma è anche rock, un connubio bellissimo per noi ignoranti, che non ci intendiamo di questo, di quest'altro genere, ma vogliamo sentire un po' di tutto. Io sono uno che divulga, sono un comunicatore, non voglio parlare a uno stretto pubblico, voglio divulgare buone idee, o se non sono buone, voglio che però le conosciate, anche dal punto di vista musicale, signori. Sono artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale, che non vengono trasmessi perché non fanno business, cioè non pagano le radio come fanno i più grandi per essere trasmessi. Federico Pacciotti, Lirica, il nuovo album che esce oggi, registrato in presa diretta presso il centro di produzione musicale Arturo Toscanini di Parma, con l'omonima orchestra diretta da Tiziano Popoli. Con il buongiorno rinnovato, ciao ciao, c'è Sammy Varini in diretta nazionale, ci sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659, occhio ai Tomahawk, ci scrive qualcuno, perché non ingaggiamo un po' di criminali sionisti per fargli il trattamento agli islamici di casa nostra? Interessante, dice, un colpo alla botte, com'è che è? E poi c'è anche un audio, sentiamo cosa dice questo sul cursore. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Ciao. Ma è evidente che questi qui non si integreranno mai, perché non hanno la necessità di farlo, perché hanno la possibilità di fare quello che gli pare e come gli pare, e quindi perché uno dovrebbe impegnarsi e faticare ad acquisire abitudini, conoscenze, lingua di qualcosa che non conoscono. Quindi hanno dalla loro parte i numeri, perché a un certo punto saranno una maggioranza o saranno una massa critica che ci sottometterà, perché noi non abbiamo più il coraggio delle nostre idee. Un abbraccio a tutti, buongiorno. Grazie per il tuo ottimismo, ma ti dico la verità, io che voto Lega dalla fine degli anni '80, che ho fatto la tessera RIA proprio in quegli anni, nell'87, non ho perso la speranza. Certo, la politica è anche una moda, e quindi adesso è di moda Fratelli d'Italia, signori, che però copia le proposte della Lega, quindi vuol dire che avevamo ragione noi.
Il segreto in questi casi è continuare a fare squadra e portare avanti le tue idee, convincendo possibilmente anche quelli di Forza Italia. Che ne dite voi? Sì, ci sono un po' troppo pidini. No, scherziamo, dai. A proposito di PD, la Repubblica, pace a Gaza, ora stop alle armi. All'interno, Trump sarà a Sharm per incassare l'ultimo sì, poi lavorerò a Iran e Ucraina. Il personaggio, siamo a pagina 8 di Repubblica, il negoziatore alfa che si impone a suon di minacce, lo amiamo e lo odiamo Trump, ma se è riuscito in questa cosa dici che si beccherà il Nobel per la pace? E se ne parla proprio a pagina 9. Quelli di Repubblica sono andati a rompere le scatole al direttore del Nobel perché hanno paura che oggi venga assegnato a Trump. No, tranquilli. Il premio è stato deciso da tempo e non cambiamo la scelta, dichiara Christian Bear Harpiken, che giustamente viene subito disturbato da Repubblica. Rispetto all'emire del tycoon sul riconoscimento che sarà assegnato oggi, il nostro ultimo incontro il 6 di ottobre, quindi tutto può accadere nell'attesissimo premio Nobel per la pace di quest'oggi, anche che Donald Trump vinca l'agognato riconoscimento? No, l'intervista di Repubblica di oggi smentisce ciò. La vittoria va alla persona che si è distinta nell'anno precedente. Appunto, è Trump, al massimo entro il 31 gennaio. Stiamo a vedere. Oggi arriva la notizia del premio Nobel per la pace. Intanto c'è Pizzaballa però a pagina 10. Vediamo la luce al termine della notte. Ora servono nuovi leader. Si parla naturalmente dell'autorità palestinese. Il conflitto ha risvegliato la coscienza civile di tante persone, un'energia che spero non vada perduta. Oggi sul quotidiano La Repubblica. Lega. Sale la tensione in Veneto, il nome di Zaia fuori dal simbolo, ragazzi, paginone oggi su Repubblica, ci tocca comprare Repubblica, pagina 20, è il nome di Zaia fuori dal simbolo? Sì, il governatore uscente vuole indicare il nuovo direttore generale, ira dei Lombardi per l'ipotesi Prandini, lui nega, ma i meloniani no. Serena Riformato dice il sollievo per la difesa della roccaforte veneta dura poco in casa. Lega, all'indomani della fumata bianca, Matteo Salvini conferma il prezzo da pagare ed è un prezzo troppo alto per una parte dei Lombard. C'è l'intervista di Alessandra Corica proprio a Massimiliano Romeo. Fratelli d'Italia, stia attenta, così vacilla la coalizione. La Lombardia è nostra. La partita ancora non è chiusa e se Fratelli d'Italia esercita il diritto di rivendicare il candidato per Palazzo Lombardia, noi come Lega abbiamo il dovere di fare altrettanto, visto che governiamo la regione da tanti anni e con buoni risultati. Massimiliano Romeo è capogruppo al Senato dei Salviniani e segretario della Lega Lombarda. È in questa veste che si ritrova nel mezzo delle fibrillazioni del centrodestra degli ultimi giorni, dopo il via libera di Giorgia Meloni ad Alberto Stefani in Veneto, in cambio di un candidato di Fratelli d'Italia per il Pirellone nel 2028. Quindi non mollate? Assolutamente no, dice Romeo. 3 anni in politica sono un'eternità. Quando sarà il momento si discuterà e insieme si sceglierà il candidato migliore. Da segretario della Lega Lombarda dovrò anche avere un chiaro mandato dal direttivo regionale prima di considerare chiusa qualsiasi trattativa. Romeo quest'oggi intervistato sul quotidiano Repubblica. Campolargo alla rivincita con Gianni Lubicuo. A destra il fattore Vannacci, signori. Le preoccupazioni, perché si vota domenica e lunedì in Toscana. Sembra quasi certo che vincerà la sinistra, ma a pagina 21, già, Schlein va a Firenze per chiudere la campagna, l'alleanza c'è, siamo uniti, Conte va dal candidato PD, ma non è che vadano d'amore d'accordo e soprattutto c'è il fattore Vannacci che preoccupa il Francesco Bei, giornalista di Repubblica.
Chiaro, fatevelo prestare dal vicino comunista oggi il quotidiano Repubblica, perché ne vale la pena. Vado, corro, ragazzi, ma sono sempre di corsa. Il quotidiano La Verità, spiazzati, titola. I palestinesi esultano, i pro-Pal no. Gli Antifa occupano pure se la guerra è ormai finita. Salta il seggio per il voto. A Firenze i collettivi controllano alcuni istituti in cui gli elettori sarebbero dovuti andare alle urne per le regionali del weekend. Fanno quello che vogliono questi a scuola. Ancora, i giudici bocciano il bilancio dell'Unione Europea e il conto arriva a noi. La doccia gelata. Ne parla La Verità, pagina 8. La Corte denuncia errori finanziari sul PNRR, Kiev e Green Deal. Tra le conseguenze, possibili aumenti del costo dell'acqua calda. E la maggioranza Ursula ci spedisce i caschi blu della democrazia, signori. Ursula, sì, la mozione non è servita a niente, le emozioni, niente da fare, è ancora lì. Ma attenzione qua, signore, Maddalena Loi lo scrive oggi sul quotidiano La Verità e sta roba non c'è da altre parti. Dopo il sabotaggio delle elezioni rumene concluse con l'annullamento del primo turno delle presidenziali, le minacce al partito AfD di Alice Weidel in Germania e le tavole rotonde sul voto in Polonia per impedire disinformazione, le sirene del regime change tornano a soffiare in Europa. Attenti cosa scrive oggi La Verità. I sinceri democratici di Bruxelles stavolta ce l'hanno con l'Italia. I gruppi di maggioranza che governano al Parlamento europeo, il PPE, dove siedono gli 8 eurodeputati di Forza Italia, SED, a cui aderisce il PD e Rinev, il gruppo di Matteo Renzi, che però non ha alcun eurodeputato, si sono accordati in commissione parlamentare LIBE, Libertà, Sicurezza e Giustizia, per organizzare niente meno che una missione sullo Stato di diritto nel nostro paese. Ci mandano i caschi blu, insomma, per valutare se in Italia ci sono l'indipendenza giudiziaria, la libertà dei media, le misure antidiscriminazione. La missione a Roma e Venezia si terrà nel giugno 2026, un chiaro attacco politico volto a condizionare l'Italia dall'esterno senza rispetto per la nostra sovranità e per le istituzioni nazionali, scrive la Lega di Matteo Salvini. Signori, quest'oggi la maggioranza Ursula ci spedisce i caschi blu della democrazia, sì, qua in Italia, solo sul quotidiano La Verità. Giro la pagina e dopo la mazzata dei dazi americani, Berlino ha un nuovo cliente, Putin, e questi vanno avanti a far soldi. Crolla l'export tedesco verso gli Stati Uniti, cresce quello verso la Russia. In cifre assolute non c'è paragone, ma il segnale politico è esplosivo. Resta la grana gas, con gli stoccaggi ai minimi si teme un inverno da incubo. Alessandro Rico questa mattina sul quotidiano La Verità, che come vedete è bello tosto, mai quanto la pagina 11. Francia malata d'Europa e Parigi ci rimanda i migranti, questa volta usando la tecnologia, signori. I droni militari vengono utilizzati alla frontiera con l'Italia. Ripresi i respingimenti di massa al confine con la Val di Susa, quando vuole Macron sa chiudere le porte. Peccato che lo faccia soprattutto a nostro discapito, ragazzi. Ne parliamo quest'oggi sul quotidiano La Verità a pagina 11. Giro di nuovo la pagina e trovo Zaia che vota Veneto e fa 2 passetti indietro. Niente nome del governatore uscente nel simbolo del carroccio e cancellata l'idea di una lista personale. Così il centrodestra ha chiuso la pratica delle regionali in Veneto. Ma la Lega frena sulla Lombardia, promessa sposa di Fratelli d'Italia. Si vota tra 3 anni, è un'eternità. E naturalmente sono d'accordo anch'io. La politica veramente in anni
anni e anni cambia. Siamo sul quotidiano Libero. C'è qualcosa che ci siamo sfuggiti? Sto girando pagina, no, però mi ha fatto molto arrabbiare questa storia della benedizione della scuola e gli alunni musulmani che si tappano le orecchie, cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra, però dite la vostra. 340 6709 659 e ho tempo anche per aprire le linee, signori. Se qualcuno vuole parlare in diretta e dire il proprio pensiero in diretta nazionale, potete chiamare in questo momento il numero fisso 02 9294 7222. Bella la prima pagina del quotidiano Il Tempo. Attaccatevi al Trump. E il Tempo di Osho, ascesa e caduta di una meteora albanese, Nostra Signora dei Propal, scivola sulla buccia di Liliana Segre, e nella foto c'è l'albanese che dice: l'ho sempre detto che questi di Hamas sono troppo moderati, si ride per non piangere. All'interno del Tempo, l'Italia in prima linea per Gaza, pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair. PD 5 Stelle e AVS disertano l'evento alla Camera per il 7 ottobre in ricordo delle vittime. Trump, terremoto alla sinistra, dagli ardori della flotilla alla debacle della pace, le ore da incubo dei Dem. E i Propal che non si arrendono, i pacifinti tornano in piazza. L'intervista a Gabriele Specchia: si è aperto uno spiraglio di pace, l'Italia ponte con il mondo arabo. Ma attenzione, anche sul quotidiano Il Tempo, scuole occupate, nonostante la tregua nella striscia i collettivi non sgomberano. Questo è un piano finto, noi non ce ne andiamo. Sul quotidiano Il Tempo, non bastava la Salis, adesso tocca tenerci pure von der Leyen. Sì, al Parlamento, pagina 9 del Tempo, sono state bocciate le 2 mozioni di sfiducia dei patrioti del left. Fratelli d'Italia si astiene sulla prima, così come i Dem Tarquinio e Strada, e naturalmente Ursula apprezzo profondamente il sostegno ricevuto oggi. La Commissione continuerà a lavorare per gli europei. 029294 7222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Beh, ormai è chiaro il messaggio. Noi siamo gli appestati d'Europa, perché siamo gli unici che riescono ad avere ancora i conti in ordine, quando invece la Germania ha la Presidente dell'Europa, la von der Leyen, e la Francia, che detiene la Presidente della Banca Centrale Europea, hanno, scusami, le pezze al culo. Okay? Quindi noi siamo quelli più stabili e noi siamo sempre stati quelli visti peggio dall'Europa, mentre oggi diciamo che i nostri problemi li abbiamo, ma siamo quelli che stanno meglio. Ma al di là di questo, volevo farti semplicemente ragionare, e quindi anche i Propal fanno parte di quel messaggio che arriva da sinistra che vorrebbe mandare all'Italia e vorrebbe far cadere questo governo. Una cosa riguardo ai 4 ragazzini di Cerea. Ricordiamoci che l'Islam vede il mondo in 3 fasce. La terra della pace, che è quella dove domina incontrastato l'Islam. La terra della tregua, dove si combatte con le armi ma anche con metodi più subdoli, e noi sappiamo ormai quali sono, cioè la continua immigrazione, il ventre delle donne, eccetera, in attesa quindi di essere conquistata, e la terra della guerra, dove quella terra non è ancora stata consegnata all'Islam. Noi siamo nella terra della tregua, in attesa di essere conquistata. Quindi teniamoci conto questa cosa, che le guerre, lo diceva anche Sun Tzu, si vincono prima nel tempio e poi sul campo. Ciao Sammy, grazie. Grazie, meditate gente e state in attesa che tra poco passo alla prossima chiamata. Prima il quotidiano La Stampa in 30 secondi. Gaza, il mondo crede alla pace. Crosetto, l'Italia pronta a inviare forze armate?
i dubbi dei vertici militari. E attenzione, più in basso, sul quotidiano La Stampa, si amplia la platea dei voti favorevoli alla von der Leyen. Fratelli d'Italia si astiene sul testo dei patrioti, le mozioni di sfiducia rafforzano Ursula. Quasi mi vergogno a leggere ste notizie. L'intervista con Matteo Zuppi: il piano Trump ha aperto un varco, ma se non agiamo può richiudersi. E poi a pagina 14 del quotidiano La Stampa, le piazze smarrite tra rabbia e speranza, quelle voci da ascoltare per restare umani. Se la diplomazia balbetta, e il diritto è impotente, chi manifesta teme un mondo senza futuro. La diplomazia balbetta, ma non siamo mica arrivati alla tregua, facciamo la pace. Ancora pagina 16, signori, fatemela dire, questa bel titolo è Assalto al Pirellone. Pagina 16 di La Stampa, più o meno. Brandini si sfila, in poll fidanza di Fratelli d'Italia, la Lega Lombarda studia la strategia. Francesco Capurso e Francesca Del Vecchio, l'assalto al Pirellone. Oggi sul quotidiano La Stampa. Pronto? Buongiorno signor Semmilisetta. Buongiorno. Allora io ho chiamato per le festività, che ne ha parlato anche il presidente Mattarella. Sì. Allora signor Semmi, 4 ottobre e 4 novembre, quale differenza secondo lei? Allora io leggo sui giornali che il giorno 4 ottobre sarà considerato festivo. Da molto tempo si chiede che sia festivo il 4 novembre. Vorrei capire, signor Semmi, perché questa differenza. Si stabilisce, mi sembra, una nuova festività religiosa, mentre si lascia feriale una data che ricorda anche la vittoria della Prima Guerra Mondiale, alla faccia dello Stato laico, dico io. La saluto e buona giornata. Grazie, ma sì, festa più, festa meno. Poi il venerdì è sempre festa, c'è sempre una manifestazione. 0292947222, restate in linea che tra poco sentiamo un'altra chiamata. Intanto La Stampa, pagina 17, Toscana, il PD sente già la vittoria. Il vero scontro è nel campo largo. Schlein a Firenze tira la volata a Gianni, ricandidato nel Fortino Rosso dopo un iter tribolato, signori, e stiamo a vedere, perché il taccuino di Marcello Sorgi oggi scrive: il governatore e il gelo con i 5 Stelle. Attenzione, se vince il PD questa domenica, questo lunedì si vota in Toscana, non andranno molto d'accordo e forse è il caso di cambiare in Toscana. Infine a pagina 21, scuola, la sfida dell'intelligenza artificiale. Il ministro dell'istruzione Valditara al summit sul digitale di Napoli dice: la tecnologia è un arricchimento, ma l'uomo rimane al centro. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy Marco. Senti, mi pare che come tu lo definisci, il secessionista, che però obiettivamente non posso non essere abbastanza d'accordo con lui, ha evocato Buonanima di Oneto, che Oneto sinceramente se si materializzasse in questi periodi e vedesse la Lega come si è trasformata, si rivolterebbe in atoma. Ma a parte questo, suggerirei di tirar fuori, se non riuscite, ma te lo mando io, un articolo illuminante appunto del nostro immenso Gilberto Neto quando c'è stata l'islamizzazione della Jugoslavia e della Serbia. Aveva scritto un articolo che sarebbe da incorniciare e da attaccare nelle scuole. Il titolo era Saraceni e Cowboys uniti contro l'Europa. Semplicemente ti dico un 4 righe fantastiche che mi premurerò in qualche modo di fartelo arrivare e mi piacerebbe proprio che lo leggessi. Comunque era sulla Padania di molti secoli fa. Un abbraccio a tutti, ciao. E io ti ringrazio, perché Oneto è sempre nei nostri cuori e hai ragione, va trasmesso più spesso, e qualcuno è venuto con qualche copia del quotidiano La Padania al gazebo di Radio Libertà. Ancora una chiamata tra pochi istanti, ma prima un ascoltatore che ci scrive: il problema della Lega sono gli ex leghisti, i fuoriusciti, meglio i traditori, che dopo essere stati secessionisti duri e puri sono
passati con Fratelli d'Italia o Forza Italia, che nel nome dei loro partiti hanno un DNA precedentemente insopportabile, anche oggi, Italia, IT. Spero tornino sui loro passi. Vogliono regalare la Lombardia ai partiti romanocentrici? Non credo abbiano cambiato completamente anima e cuore. Beh, ragazzi, per me il problema della Lega sono gli ex leghisti che vanno con Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma anche quelli che si fanno le leghe, aiutano solo e soltanto la sinistra, mentre di Lega ce n'è una sola. Ci ha avuto i momenti belli e meno belli. Se continuiamo a fare squadra portiamo a casa qualche cosa per il nord e per questo paese, altrimenti facciamo vincere gli altri. Pronto? Pronto? Uela. Ciao, sono Marco del Settimo Torinese. Ciao. Ciao e ciao anche a tutti. Senti, c'ho una domanda veloce. Ma quei 4 parlamentari che hanno passato un mese di vacanza sulla flottiglia a farsi la crociera, li dobbiamo pagare i servizi parlamentari oppure no? Perché io li pagherei solo a calci nel sedere, scusa tanto. Grazie caro. Ciao. Qualcuno ce lo spieghi se sono considerati in missione probabilmente. Ciao a Sam da Bagolino che ci scrive: ma l'autonomia appunto la stiamo portando a casa, certo se ci facciamo le leghe. Ciao, sono un vostro ascoltatore e vi chiedo una gentilezza. Ho sentito una vecchia canzone straniera ieri alle 13:35 circa, che non so il nome, non ho trovato nella playlist. Si tratta di una canzone trasmessa prima della canzone Going Home di Taylor. Adesso lo chiediamo se qualcuno del regista può darci una mano, amici registi. Un ultimo audio, c'è un audio, sentiamo sul cursore. Ciao Sammy, Pietro. Ma dimmi perché la Germania può fare ancora affari con la Russia mentre noi no? Cioè, ma non può essere sanzionata lei per una volta? Non lo so. Spiegami un momento, dai, ciao. Invidious, me ne vado, ok, sono le 9:30, grazie come al solito ragazzi, siete grandissimi, fate onore, siete voi i veri editorialisti di Radio Libertà, ma adesso arriva il nostro direttore Giovanni Sallusti e Sammy Varin ritorna più tardi intorno alle 11, ciao. Avete ascoltato la rassegna stampa.